L'idea del libro è essa stessa una parte del premio, una parte attiva, operante, perché nasconde una velleità, un auspicio, e per comunicarlo potrei usare una metafora, la metafora della fabbriceria. Tutti voi sapete che alcuni grandi monumenti italiani, il Duomo di Milano, quello di Firenze, ma la stessa Basilica di San Marco, sono dei microcosmi in cui una serie di figure di diversa competenza, di diversa estrazione, ognuno col suo ruolo, contribuiscono al mantenimento, anche al rinnovamento in certe occasioni di questi edifici. Proviamo per un attimo a pensare a Venezia come un grande monumento a scala urbana, in cui ciascuno degli enti coinvolti, ciascuno come degli artigiani, mi consentite il termine, possano contribuire alla conservazione, alla preservazione, alla tutela di una città che è fatta di case, di ponti, di musei, che è fatta anche di negozi, di bar, di attività, che è fatta di laguna e che si esprime soltanto attraverso una grandiosa complessità. Ecco, allora, se tutti gli attori riusciranno nei prossimi anni, contrastando le minacce che pure Venezia ha, a indirizzare la loro azione, i loro sforzi nella stessa direzione senza titubanze, e oserei dire tra l'articolo 9 e l'articolo 42 della Costituzione, quindi tra l'obbligo della tutela e l'obbligo di preservare la proprietà privata, ecco che allora probabilmente riusciremo a scrivere un bel futuro per questa città. Grazie.